Buongiorno amici di Bunker TV e Radio Bunker, eccoci in una nuova serie di video che andiamo a presentarvi. Come ben sapete, quest'estate in agosto siamo stati ospiti della comunità di Colle Santa Lucia. Siamo in provincia di Belluno, in mezzo a una cornice di monti meravigliosi, le Dolomiti. In quel contesto c'è stata una serie di convegni, di dibattiti pubblici che iniziamo a presentarvi oggi con questo video. In questi dibattiti si è parlato di montagne, si è parlato di società montana, si è parlato di cultura ladina, perché qua siamo proprio in territorio ladino. E oggi iniziamo con questo in cui Danny Dorigo, direttore dell'Istituto Culturale Casa de Gian di Colle Santa Lucia, dibatte e parla con la dottoressa Sabrina Rason, direttrice dell'Istituto Ladino Mason dei Fassagni, spero di averlo pronunciato bene. Quindi non vi trattengo oltre e vi lascio questo video che a noi ha appassionato veramente tantissimo. Buona visione. Bon domes di Aduccia, benvenuti a Coll, a questo primo appuntamento del Canton Cultural, e un caloroso benvenuto a voi, gentili ospiti che siete qui a Colle Santa Lucia in questo giorno di festa, e un saluto ovviamente a tutti coloro che ci seguono nella diretta streaming. Un caloroso benvenuto in Dio Tel Pai ed Ester Chilò a Sabrina Rason. Mozon descore per taglion in cestene ven in cin chero, ma Sabrina Rason è una collega, oltre che una carissima amica dalla Val di Fassa, è attualmente direttrice dell'Istituto Ladin Mason dei Fassagna, quindi l'Istituto Ladino della parte trentina, linguista di formazione, laureata all'Università di Padova con un dottorato sulla didattica della lingua di minoranza ladina, una lunga esperienza ultradecennale al Comune General de Fassa come funzionario dei servizi linguistici. Da maggio 2016, se non sbaglio, è vicepresidente di questa importante, diciamo, non è un'associazione ma un'istituzione europea che poi magari ci dirai due parole, Sabrina. Lo scopo è l'MPLD, che ha lo scopo di promuovere la diversità linguistica in Europa, e dal 2017 è membro della commissione scientifica anche dell'Istituto Micura Deru, e dal 2020 anche del nostro Istituto Ladino Casa de Gian. Sabrina, intanto grazie di aver accettato questo invito, grazie di essere qui con noi in questo giorno di festa. Ormai questo del canton, dell'angolo culturale del Canton Ladin è diventato un appuntamento classico di Coll in Festa, e gli argomenti sono i più disparati. Non potevamo che iniziare dal ladino, in quanto sede dell'istituto dei nostri tre comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo, e istituto che insomma da qualche anno, fin dalla nascita, a dire la verità, ma da qualche anno ha come possiamo dire anche sfruttato questo rapporto che si è venuto a creare fra noi tre direttori, e quindi ha avviato una collaborazione proficua con gli altri istituti. Allora, il tema di oggi, forse la domanda, avete notato che oggi i temi sono 4 domande, quindi sono sostanzialmente 4 provocazioni. La prima, quella che è la nostra domanda, è ma il ladino può essere la lingua del domani? Quindi innanzitutto ti chiedo in 2-3 minuti di dirci cos'è sto ladino, questa lingua ladina. Allora, tanto al Dude Tel Pai Danny per l'invito e un saluto a Coll, per noi è un gran piacere spartire e collaborare insieme a ciò che il ladino è vainante. Grazie quindi dell'invito, e per noi questa collaborazione di cui Danny parla e dice sfruttiamo la nostra collaborazione. In realtà per noi è importante collaborare con tutti i ladini, non solo i ladini centrali, quindi i ladini storici del Sella così chiamati, ma anche con minoranze e lingue che sono vicine alla nostra o che comunque condividono realtà dell'essere. Non si parla più di lingue di minoranza, questa parola stride un po', sono lingue, in italiano si dice spesso minorizzate, perché non siamo noi che
che ci definiamo di minoranza, ma sono in realtà gli altri che ci minorizzano. Detto questo, per non entrare direttamente in altri campi, chi sono i ladini? I ladini siamo noi, quindi questo credo sia importante. I ladini sono delle persone che ancora ci sono, quindi parliamo al presente. I ladini che dovevano essere cancellati e ci sono ancora, e quindi sono un popolo che dal punto di vista identitario ha una coscienza molto forte. Dal punto di vista linguistico, per farla brevissima, è una lingua cosiddetta retto-romanza, quindi neolatina. Sappiamo che secondo Lascoli, che era il primo linguista, è stato il primo linguista che ha teorizzato la ladinità, il suo studio vedeva un estendersi dei ladini a partire dalla Svizzera, diciamo, per tutta la parte nord diciamo delle Alpi, fino ad arrivare al Friuli, quindi fino al Mar Adriatico. Naturalmente con le diverse invasioni, con le diverse vicissitudini storiche, che ovviamente non è il caso di approfondire in questo momento, si sono conservate delle isole linguistiche. Queste isole linguistiche sono tre in realtà: il Romansch Grischun, quindi i romanci della Svizzera, i ladini centrali e poi i friulani. Queste lingue hanno peculiarità linguistiche in comune, hanno anche, e qui spezzo una lancia forse a favore di chi non fa parte di queste isole linguistiche, ma delle varietà confinanti. Queste lingue hanno, dicevo, delle caratteristiche particolari, i cosiddetti tratti ladini definiti da Ascoli. Sono delle peculiarità fonetiche, morfologiche, quindi di lingua, diciamo, per rimanere insomma ad un livello molto divulgativo. Quindi le diverse varietà ladine, anche quelle del Sella, conservano questi tratti ladini. Alcune ne conservano di più, altre di meno. I dialetti o le varianti di dialetti è meglio non parlare dal punto di vista linguistico, perché le lingue sono tutte uguali, che siano dialetti o sia qualcos'altro, dal punto di vista linguistico non ci sono differenze. Alcune varietà o idiomi confinanti con noi conservano queste peculiarità linguistiche, quindi si potrebbe dire che sono ladini, ma la ladinità si è come dire, sviluppata e maturata non solamente dal punto di vista linguistico, ma soprattutto dal punto di vista storico, identitario, e di un percorso che ha portato i ladini, mi focalizzo in questo momento sui ladini centrali, a vivere insieme diverse vicissitudini storiche e scusate, ad affrontarle con spirito di unità, con consapevolezza, anche combattendo tante volte, uso la parola politicamente, però intendetela in modo positivo, diciamo, insomma, no? Combattendo per il proprio essere un'identità forte, diversa, ma capace di confrontarsi con gli altri. Quindi diciamo che per chiudere questi 2 o 3 minuti, che forse sono di più, io direi di cominciare col dire che la minoranza ladina, o questa lingua, questo popolo, sono in realtà popoli vivi. Il ladino, c'è una bellissima parola, almeno da noi, nella varietà fassana si dice sciantives, sciantiv, che significa appunto genuini, che vivono la normalità dell'essere ladini ogni giorno, quasi a volte senza la consapevolezza di esserlo, e credo che questa sia una lancia a nostro favore. Allora Sabrina, grazie, e anche perché sei stata chiarissima, e mi dai 2 spunti diversi. Uno è spesso questa nostra definirsi come un qualcosa di particolare, no? Che io lo ripeto sempre e voglio ripeterlo anche oggi: quel nostro definirsi ladini non è una questione di definirsi superiori a qualcuno, ma solo di definire la particolarità che sentiamo nostra. È una particolarità, e tu l'hai detto in modo molto chiaro, che deriva sì da una questione linguistica, ma che poi mette a fianco alla questione linguistica, che è sicuramente importante e che sarà un po' il cuore della nostra chiacchierata di oggi, tanti fattori chiamati
extralinguistici o metalinguistici che però vanno a definire una comunità in quanto tale. E quindi sono tutti quegli aspetti, tu ne dicevi identitari, storici, che portano una comunità, ecco, a definirsi unica nei confronti di chi magari sta attorno, senza voler eleggersi per forza qualcosa, ripeto ancora una volta, di superiore, ma semplicemente di particolare. E questo credo che non venga mai ripetuto abbastanza, perché poi proprio su questo concetto qui magari nascono gli equivoci. Il secondo spunto che mi viene, e quindi ti rigiro la domanda, è: ma se noi in queste 5 valli ladine del Sella, insomma le 5 valli ladine storiche, abbiamo l'aspetto linguistico, che sicuramente è quello predominante nel definirsi non minoranza, questo mi è piaciuto, quello che hai detto, non minoranza ma minoritario, nel senso che è un appellativo che ci viene dato dall'esterno, ma perché quindi in questa visione è importante l'unità dei ladini, cioè sentirsi un popolo con una lingua, una cultura, un'identità? Naturalmente partiamo dal presupposto che siamo una delle più piccole minoranze che esistono in Europa e anche direi quasi al mondo, insomma. Se parliamo di 30.000 persone circa su tutto il territorio della Ladinia Dolomitica, credo che si faccia presto a farsi due conti e si capisca quanto noi rischiamo in qualche modo di perdere la nostra identità e di perdere la nostra cultura e la nostra lingua. Quindi l'importanza di stare uniti è appunto quella di avere degli obiettivi comuni, riuscire a confrontarsi con un'apertura mentale che credo sia anche tipica della nostra cultura, proprio perché abbiamo sempre vissuto in situazioni storiche che ci hanno portati spesso a doverci riconoscere, ma a dover convivere o a poter convivere, se vogliamo leggerla in modo positivo, con altre culture e altre minoranze. Basti pensare al nostro pezzetto, non del tutto diciamo breve, di storia nell'impero austro-ungarico, insomma, dove la multiculturalità e il multilinguismo erano qualcosa di quotidiano, e quindi noi siamo cresciuti in questo modo, nella capacità di confrontarci con gli altri, ma anche di fare rete, si direbbe oggi, quindi di stare insieme e di rimanere uniti. Dal punto di vista proprio concreto di oggigiorno, credo che questo debba essere letto anche con come un modo di risparmiare forze, finanziamenti, se proprio insomma vogliamo essere un po' più venali, e anche un modo di come dire, proporci agli altri come popolo che si riconosce unito nonostante le vicissitudini storiche che ci hanno portati ad essere divisi, come sappiamo, insomma, dopo la prima guerra, ma soprattutto con l'avvento del fascismo, insomma. Mi ricollego, Sabrina, a quello che prima dicevi, ovvero l'importanza di vivere la ladinità nel quotidiano. E io ovviamente ti faccio la domanda perché sei tu l'esperta nel settore, però noi nel nostro ambiente tante volte, anche magari scherzosamente, abbiamo questo immaginario di alcuni paesi della Valbadia in cui sembra essere proprio la ladinità il cuore pulsante della Ladinia, no? Per un fattore molto semplice, nel senso che in alcuni paesi effettivamente della Valbadia, forse in più di altri, una persona che vive lì si alza la mattina, beve il caffè con la cameriera che si rivolge in ladino, va in posta e trova l'operatore che parla ladino, fino alla funzione religiosa piuttosto che al telegiornale o al giornale che trova nel bar, e tutto è ladino. Quindi il contesto sociale in cui quella persona si trova a vivere è, forse vado oltre, ma insomma, al 90% in un contesto ladino. Ecco, per la sopravvivenza di una lingua, ma direi di una minoranza, quanto è importante vivere quotidianamente in un contesto ladino? Dal
punto di vista più sociolinguistico e scientifico sicuramente c'è da dire che la parola normalità, o meglio anche normalizzazione di una lingua, sono fondamentali. Il vivere nella full immersion. Quando noi andiamo all'estero per studiare una lingua straniera, ovviamente quello che ci raccomandano è non portarci in tasca la grammatica, ma quelle 4 frasi per riuscire a vivere all'interno di una comunità, di un territorio. Questo dovrebbe, e succede nei casi insomma, citati anche da Danny, succede ancora in alcuni paesi, soprattutto della Val Badia, però credo che dobbiamo anche spezzare una lancia a favore di quella che è la modernità, oggigiorno, il futuro. Non è più così, ma non è più così neanche nei paesi di lingue di maggioranza. È difficile riuscire a trovare in situazioni come la nostra un monolinguismo costante, cronico. E quindi io credo che qui, io nella mia prima risposta avevo finito col dire forse riuscire a confrontarci e forse non sapere che siamo ladini, ma viverlo quotidianamente va a nostro favore. D'altro canto però io credo che oggigiorno sia il momento veramente, soprattutto fra i giovani, di raccontare loro la nostra storia e di renderli edotti del fatto che siamo una minoranza e abbiamo bisogno di saperlo, di comunicarlo, di conoscere la nostra storia e la nostra cultura. Faccio un esempio, ne abbiamo parlato spesso anche con Danny. Sono reduce da maggio da un progetto europeo con dei ragazzi di 8 minoranze linguistiche in Europa, e loro hanno fatto un percorso particolare sull'identità, sul parlare ladino o la lingua di minoranza, insomma, che è la loro madrelingua, e poi si sono trovati tutti 3 giorni alle Isole Baleari, in un antico convento, per parlare di lingue di minoranza e del loro essere parte di questa identità. E io ero là con 3 dei miei ragazzi, con un insegnante, e dovevamo riflettere su questo per scrivere un pezzo di canzone rap in 8 lingue di minoranza. E a un certo punto mi sono resa conto che i nostri ragazzi, perlomeno quelli fassani, poi effettivamente è uscito il problema, la realtà anche con le altre minoranze, ed è stata quella che i ragazzi vivono quotidianamente la loro ladinità, nel nostro caso, inserita in un contesto multilingue, multietnico, perché anche, vedete che anche le nostre valli, spesso in Val di Fassa soprattutto, abbiamo veramente molte persone che vengono da fuori valle e rimangono lì, provenienti da diversi stati, sia d'Europa che del mondo, quindi vivono questa ladinità in modo normale, diciamo, ma nel momento in cui vanno fatti riflettere o si chiede loro di vivere questa ladinità, di comunicarla, di essere consapevoli che lo sono, ti chiedono il perché. Perché devo saperlo? Io sono ladino. No, devi saperlo perché siamo una comunità comunque a rischio. Abbiamo una lingua che va custodita, che deve essere in qualche modo aiutata ad inserirsi in un contesto multilingue. E questo quindi è importante. La normalità deve essere qualcosa che al giorno d'oggi deve avere anche un sostrato, diciamo, di coscienza metalinguistica e meta-identitaria, metaculturale. Questo, Sabrina, secondo me è molto importante, e poi ci torneremo proprio per dare uno sguardo anche al futuro e tornare alla nostra domanda iniziale. Qui secondo me farei una piccola parentesi, in quanto, come dicevo prima, tu hai gran parte della tua carriera professionale l'hai proprio fatta in campo, sul campo, no? Quindi nella pianificazione linguistica di una valle che ha la fortuna di avere un Comune General da una parte e l'istituto dall'altra, tra l'altro anche fisicamente lì vicini, e che si occupano di lingua ladina e della propria comunità ladina di minoranza, cosa che non succede per le 3 comunità della provincia di Belluno, dove spesso ci lamentiamo che non c'è un'istituzionalizzazione della questione ladina. Quindi la parentesi, perché poi vorrei riallacciarmi a questa consapevolezza delle nuove generazioni di quanto poi
si debba fare per tramandare la lingua e non solo la lingua, quanto importante è per una comunità di minoranza avere le istituzioni. Cioè ecco che qui emerge chiaramente la differenza tra le varie province. Spesso diciamo, ci scherziamo sopra, forse non c'è tanto da scherzare sul fatto che esistono i ladini di 3 serie, no? E quindi oggi siamo sicuramente nella serie C della partita di calcio ladina, no? Quindi laddove non ci sono le istituzioni, quindi siamo ancora agli inizi degli inizi. Quanto importante dal tuo punto di vista è avere un'istituzionalizzazione di tutta quella che è la questione ladina, nel nostro caso, ma potremmo parlare in generale di una qualsiasi minoranza d'Europa? Certo, senza l'istituzione è difficile andare avanti, è difficile anche in un percorso sociolinguistico e di politica linguistica. Naturalmente sappiamo che per avere dei diritti bisogna avere un corpus di leggi che salvaguardano questi diritti. C'è poi anche la necessità di avere una comunità, un'istituzione, un comune, una provincia, uno Stato, una regione in mezzo, che danno la possibilità e sono coscienti di questo essere ladini e dell'importanza di questa peculiarità. Naturalmente, se vogliamo spezzare una lancia per quanto riguarda la Val di Fassa, o perlomeno i ladini della regione Trentino-Alto Adige, sappiamo che gran parte dell'autonomia delle province di Trento e Bolzano, ma in questo caso se parliamo di ladini soprattutto di Trento, perché in mezzo la provincia di Bolzano ovviamente anche i tedeschi, quindi i ladini della provincia di Bolzano si appoggiano, in qualche modo seguono, approfittano, scusate la parola, della salvaguardia della parte tedesca, insomma, su tirolese. Per quanto riguarda invece la provincia autonoma di Trento, questa si fonda l'autonomia della provincia di Trento si fonda in gran parte sulla presenza sul suo territorio di 3 minoranze linguistiche, quindi quella ladina, che è la più grande, quella mochena e quella cimbra, che sono 2 comunità molto piccole di stampo, diciamo, altogermanico, insomma, tedesco. Quindi l'importanza dell'istituzione è l'importanza che si sa di avere una legge, quindi essere salvaguardati dal punto di vista giuridico e di conseguenza anche dal punto di vista della didattica, quindi della scuola, dell'insegnamento, della formazione, e dal punto di vista, torno sempre là, anche economico, quindi avere i mezzi necessari per poter portare avanti una politica linguistica che sia aperta e di stampo europeo, mi verrebbe da dire, non solo nazionale. In questo momento a livello nazionale le 12 minoranze riconosciute in Italia fanno molta fatica, come noi, perché non hanno dietro un'istituzione che rispetta in qualche modo la legge della salvaguardia delle minoranze, la 482 del 99, proprio per mancanza di fondi o per una decisione di diverso, insomma, non prendiamo posizione in questo momento, però una decisione di non dare particolare importanza a questa peculiarità sul territorio nazionale. Quindi sì, credo sia fondamentale. Allora, tra le righe, forse l'abbiamo già capito, poi la tua formazione appunto con una specializzazione proprio sulla didattica della lingua di minoranza probabilmente ci suggerisce già la risposta, ma io te la pongo comunque. Noi quando parliamo di diritti della minoranza o comunque di ambizioni che ha una comunità per la propria salvaguardia, ci sono molti ambiti. Abbiamo parlato dell'istituzione, ma l'istituzione, cioè l'istituzionalizzazione di una minoranza linguistica va dal campo dei media, quindi parliamo di TV, trasmissioni radio-televisive in lingua di minoranza, a tutto quello che è il settore amministrativo, quindi una pianificazione linguistica che viene dalla pubblica amministrazione, poi le varie istituzioni, un istituto culturale, i musei, tutto quello che è nell'ambito prettamente storico-culturale, e poi ovviamente la parte della scuola. Se tu dovessi dire la prima cosa, la cosa più importante di tutte queste, perché
ci sia un futuro per una comunità di minoranza, cosa ti sentiresti di dare come l'istituzione più importante per una comunità di minoranza, quella che anche da Fassana senti che magari è quella che è proprio fondamentale per lo sguardo futuro che noi dobbiamo avere? Beh, la domanda è quasi retorica, insomma io andrei direi la scuola, la formazione, la didattica, ma soprattutto forse non andrei direttamente sulla scuola ma sulla formazione dei giovani, che attenzione non è la stessa cosa, perché la scuola non può sostituire la famiglia naturalmente, per cui io direi una formazione, quindi rimaniamo sempre in ambito didattico, ma anche una formazione degli insegnanti, una formazione degli studenti, ma soprattutto una formazione delle famiglie in quest'ambito. Si parlava prima di normalità, allora nel momento in cui l'istituzione entra nella tua vita, spesso dalla nostra formazione, credo ma anche la vostra, insomma da tante generazioni ormai, si cambia lingua o ci si vergogna di quella lingua o di quel dialetto che si è parlato fino a ieri, perché l'italiano nel nostro caso diventa la lingua dell'istituzione. Quindi anche nel momento in cui una lingua di minoranza viene insegnata a scuola, bisogna fare attenzione a non trasformarla in qualcosa di posticcio, in qualcosa di quasi, direi, in tedesco questa materia la chiamano Landeskunde, quindi io ti insegno cosa fa quel popolo, come vivono, che lingua parlano, e lo insegno anche a te che sei mio figlio e a te ho sempre parlato ladino. Allora mi stacco da quella che è la realtà, perché nel momento in cui io invito la scuola, o pretendo che la scuola insegni a mio figlio una lingua che è la mia, che è la lingua madre, in quel momento io devo anche pretendere che a scuola ci sia normalità, e se io lo pretendo è perché come genitore parlo questa lingua a mio figlio. Quindi la responsabilità non va semplicemente all'istituzione, la responsabilità va alla comunità che chiede all'istituzione di fare qualcosa per la lingua propria, così come definita scientificamente, insomma, ma d'altro canto con una collaborazione costante della famiglia, della comunità, delle piccole cose quotidiane che si fanno con i ragazzi. Vi faccio un esempio. Riprendo sempre i ragazzi del progetto, del progetto di cui vi parlavo prima, ma per non citarne altri, per non citare i miei figli. Nel momento in cui mio figlio o uno di questi ragazzi che poi hanno l'età dei miei figli, ormai sono grandi, erano ragazzi diciottenni, quelli del progetto di cui vi parlavo prima a Palma di Mallorca, loro parlano bene il ladino, scrivono bene il ladino, hanno vinto questo viaggio, però mentre io guidavo parlavano in italiano fra loro, e a me la cosa ha dato particolarmente fastidio, ma questa a volte è la realtà. Allora perché parli italiano se a casa parli ladino, con me parli ladino, ma col compagno di scuola parli italiano? Qui c'è un gap, è successo qualcosa nel momento in cui la lingua è entrata nell'istituzione. È entrata come lingua 2, così come definita, non è più la lingua madre, non è più la lingua della ricreazione. I bambini mangiano il panino a scuola, non mangiano il Kroffen, che è ladino, o mangiano la mela e non mangiano il pom. Questo la dice lunga sul rischio che stiamo correndo istituzionalizzando. L'istituzione funziona nel momento in cui c'è un'autocoscienza delle famiglie e della comunità. È un po' critica questa cosa. Questa però è molto molto complicata e ormai affrontiamo subito prima parlavamo di questa cosa, so che tu sei particolarmente sensibile a questo tema, cioè siamo passati a non parlare più del classico bilinguismo, cioè quando noi chiediamo il ladino a scuola tu dici ma attenzione, perché noi non chiediamo una scuola in doppia lingua, perché un contesto globalizzato come è già la nostra comunità e sono le nostre famiglie non verrebbe accettato. Quindi tu dici noi dobbiamo puntare a una base scolastica multilingue, non bilingue, perché in quel contesto si inserisce bene. Allora come
e qui è una mia difficoltà nel capire come possiamo passare da non far passare, scusate il gioco di parole, come possiamo fare affinché il ragazzo che frequenta la scuola non veda il ladino come la lingua 3 o la lingua 4 o solo una lingua a cui bisogna prendere un bel voto in pagella perché magari fa media, ma che in quel contesto multilingue, perché ormai l'inglese non si toglie più, il tedesco anche nelle valli nostre e in Val di Fassa si sta cercando di rafforzarlo proprio perché voi linguistici insegnate che più lingue ci sono, più l'apprendimento della lingua dà i migliori risultati. Quindi come si può far sì che quel L3 o L4 venga percepito come la lingua madre? La risposta è quella di prima, in realtà in breve, che è responsabilizzando le famiglie, la comunità e tutte quelle attività sociali e culturali, ma anche economiche, che stanno fuori dall'istituzione scuola. Così nel momento in cui io vado a scuola per me è normale parlare ladino e lo imparo bene. Come quando entro a scuola, prendiamo un bambino non bilingue che entra a scuola e comincia a parlare un italiano, magari a imparare anche un italiano più corretto, lo impara, è normale per lui sentirlo in ogni situazione. È naturale che nel momento in cui io alla ricreazione parlo ai miei ragazzi in italiano e non parlo in ladino, la normalità va via. Io la parola normalità la affiggerei ovunque, l'attaccherei ovunque. Parlavi di multilinguismo, io credo che siamo in un momento propizio per le lingue di minoranza, ma non tanto. Qualcuno dirà oddio non è vero, non sentiamo più parlare ladino nel bar, in famiglia, con i bambini piccoli. D'altro canto però il multilinguismo, che è dovuto anche al fatto che le persone si spostano, vi faccio l'esempio della Val di Fassa in cui in una classe magari ci troviamo dei bambini che hanno tante lingue diverse. Recentemente in un progetto dell'Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino è stato organizzato un evento per per famiglie che vengono da altre comunità del mondo, insediate in Val di Fassa. Noi abbiamo tanti rumeni, gente del Paraguay, indiani, che hanno deciso di lavorare in Val di Fassa e che rimangono lì. Allora, in classe non c'è più il problema di parlare con un bambino italiano ladino, ma c'è il problema di far capire ai ragazzi stranieri per primo l'italiano e poi questi ragazzi sono invitati anche in qualche modo, devono imparare anche il ladino, perché è una lingua curricolare e anche lingua veicolare, per cui si impara. Ma il multilinguismo permette di inserire tutto questo in un contesto che non chiede più il 50% e il 50%, metà italiano, metà ladino, di bilinguismo, ma di multilinguismo, di accettazione, di differenza, di valorizzazione di queste differenze. La Val di Fassa recentemente, più o meno recentemente diciamo perché ormai siamo quasi una decina d'anni, forse di più, è partito questo progetto della scuola che si chiama Una comunanza che impara, una comunanza che impara il ladino vicino all'italiano, al tedesco e all'inglese, quindi la scuola diventa quadrilingue. In questo contesto è molto più facile inserire anche il ladino, perché non deve più competere solamente con l'italiano e poi magari dà anche fastidio perché mi usa anche delle ore di tedesco e di inglese che si potrebbe imparare. Perché il problema più grande delle nostre famiglie è quello di dover scegliere fra il ladino e lo spagnolo o il tedesco o l'italiano. E quindi io a mio figlio voglio insegnare anche l'inglese, non devo a scapito dell'inglese insegnargli l'italiano o il ladino o viceversa. Il multilinguismo, che è qualcosa di molto sentito a livello didattico, anche di studio europeo in questo senso, permette di confrontare le lingue, permette di aprire il cervello dei bambini e anche dei genitori.
e questa partita va giocata, anche se è difficile, perché concretamente un genitore ti dice fa confusione, io non sono in grado, tu non sei in grado perché tu hai superato i famosi 26 anni, che sono quelli in cui poi non riesci più a imparare bene una lingua, però tuo figlio ne ha 3, ne ha 2, ne ha 6, comunque è in grado di farlo, e quindi noi dobbiamo accettare questa sfida. Quindi potremmo dire che una prima risposta alla domanda iniziale, se il ladino è la lingua del domani, potrebbe essere sì, ma in un contesto non monolingue ma multilinguistico. Io direi di sì. Abbiamo esposto questa pubblicazione, che fra l'altro, se non sbaglio, è il 46esimo numero di Mondo Ladino. Mondo Ladino è la rivista scientifica dell'Istitut Mason dei Fassegna, diretto da Sabrina, e raccoglie i risultati di questa indagine sociolinguistica condotta su tutte e 5 le valli ladine nel 2021. Voleva essere un po' una fotografia dello stato di salute della lingua ladina, e ovviamente non è il contesto questo, non è il momento per analizzare, ci sono domande e dati molto interessanti, una tua opinione personale su, se dovessimo così in un minuto dire qual è lo stato di salute dei ladini oggi, se si possono aggregare, perché abbiamo visto che per esempio gli effetti di quella tripartizione di 100 anni fa anche in questi risultati sono del tutto evidenti. Sì, allora non si può parlare, come dicevi Danny, di tutti i ladini in modo uguale, perché come sappiamo la divisione storica avvenuta 100 anni fa fa vedere i risultati sia in positivo che in negativo, e dà prove che l'autonomia della regione Trentino-Alto Adige e l'autonomia delle 2 province ha dato sicuramente risultati diversi, certo, con i pro e i contro, però io continuo a rimanere dell'opinione che non è tutto perso, anzi noi siamo in un momento a 100 anni da questa tripartizione in cui quella famosa macchia indelebile, quella macchia, scusate, mi è scappato il titolo del convegno, sì. Quella macchia grigia da cancellare, in realtà del Tolomei, in epoca fascista Tolomei disse che i ladini sono una macchia grigia da cancellare. I ladini non si sono cancellati, ma non perché si sono basati su tante teorie linguistiche o sociolinguistiche o storiche o identitarie, ma semplicemente perché continuano a vivere e ci sono. Per cui noi non siamo una macchia da cancellare, abbiamo dato prova che siamo una macchia indelebile e colorata, con diversi risultati, perché siamo vittime di questa tripartizione. Nonostante tutto, però, se siamo indelebili significa che abbiamo il coraggio, la volontà e la capacità di andare avanti. Ci sono stati momenti storici difficili, comunque, soprattutto il passaggio dall'Austria, dall'impero all'Italia dal punto di vista linguistico, ma questo non deve diventare una scusa per dire basta, siamo persi, siamo morti, perché abbiamo le capacità di andare avanti e di inserirci in un contesto europeo. Questa inchiesta sociolinguistica è nata sulla base di un rapporto ormai scientifico abbastanza profondo che abbiamo con alcuni esperti sociolinguisti, a livello europeo, soprattutto con la Galizia. Ci siamo basati sugli schemi, sui questionari e sul modo di leggere i dati che vengono da queste ricerche. Non importa se una minoranza ha milioni di parlanti o ha solo centinaia o migliaia di parlanti, perché c'è lo stesso modo di salvaguardarla, ha lo stesso diritto, ma anche ha lo stesso dovere di fare, come diceva Danny, una fotografia, e qui sono stata ripresa anch'io per la fotografia, perché secondo i teorici, linguisti e sociolinguisti non si può mai fare una fotografia perché la lingua continua ad evolvere, per cui è impossibile fare una fotografia, nel giro di 2 anni possono succedere tante cose, però c'è questa positività nel sapere che noi siamo parte
di una rete che è quella delle minoranze linguistiche europee o mondiali che hanno i nostri stessi problemi. E quindi quello che esce da questa inchiesta, a mio parere, è innanzitutto la volontà di guardarci allo specchio e di capire chi siamo, e due, di intervenire, perché questa inchiesta non si ferma ai dati, ma si sta sviluppando cercando di capire quali sono le politiche linguistiche migliori per ciascuna delle comunità, e viene fatto in modo scientifico, ma che si rivolge anche quasi allo studio, diciamo, del marketing economico, i famosi SWOT, vedere quali sono i punti di forza, i punti di debolezza, dove bisogna intervenire. È quasi come se fossimo all'interno di una ditta, di una multinazionale che vuole vedere a fine anno dove abbiamo sbagliato, dove dobbiamo mettere la retromarcia e dove invece possiamo andare avanti. Mi riallaccio in mezzo secondo alla scuola. Nel nostro caso, quello di Fassano per esempio, si legge molto bene l'influenza positiva che ha avuto la scuola in questi anni nella formazione dei ragazzi, ma nello stesso tempo si evidenzia sul campo invece, come vi dicevo prima, lo stesso problema che vivono anche baschi, catalani, galiziani, gallesi, che la responsabilità data solamente alla scuola toglie la responsabilità alla famiglia, e quindi per i ragazzi non è più normale parlare il ladino. Lo sanno benissimo a livello di certificazione linguistica C, quindi sapete quali sono le certificazioni linguistiche nel mondo, insomma, o il quadro europeo perlomeno, però non lo parlano fra di loro al bar. Quindi questa è una fotografia che ci fa capire dove abbiamo fatto qualcosa di positivo, ma dove forse abbiamo anche sbagliato, perché abbiamo delegato tutto all'istituzione e non alla famiglia e alla comunità, ad esempio, fra tanti. Grazie Sabrina, noi il tempo a disposizione lo stiamo cioè, è esaurito. Uno di questi primi appuntamenti in cui ci chiederemo quale futuro per questa nostra terra ladina lo organizzeremo insieme, o meglio lo stiamo organizzando insieme. Sarà il 6 e il 7 ottobre prossimo a Cortina d'Ampezzo in un convegno di 2 giorni, verrà pubblicizzato ovviamente nelle prossime settimane, in cui tutti siete calorosamente invitati a partecipare. Proprio 2 giorni per chiedersi a 100 anni da quella tripartizione che ha prodotto degli effetti. Le domande di quella ricerca sociolinguistica sono molte, sono oltre 40 e tutte estremamente interessanti. L'ultima è quella un po' più basata sull'identità, no? Quanto vi sentite, quanto ti senti ladino, e è ovviamente quella che ha prodotto gli effetti più disparati, no? Perché passiamo da un molto abbastanza ladino al 97% del comune di Lavalle in Valbadia, passando per un 60 e qualcosa di Colle Santa Lucia, fino a un neanche 50%, insomma sul 50% a Cortina d'Ampezzo. Questo capite che è effetto di 100 anni di storia separata, e che noi con questo convegno cercheremo di trovare delle soluzioni. Sabrina, nel ringraziarti, ovviamente io devo riproportela quella domanda iniziale, perché io non a caso l'ho posta quella domanda, perché so che in questi anni che ti conosco difficilmente tu hai dato una risposta negativa, quindi il tuo merito è di dare sempre positività alle questioni, anche quelle più intricate. Allora la prima domanda delle 2 finali, che può essere tu puoi vederla come una domanda trabocchetto, ma non lo è sotto quale percentuale non possiamo permetterci di andare per essere considerati non più minoranza? Non so rispondere. No, nel senso che noi penso che fra gli obiettivi dovremmo porci una crescita di queste percentuali e non una lenta discesa come purtroppo abbiamo visto in questi anni, anche perché la domanda è collegata all'ultima, che poi è la sostanziale, cioè se noi dobbiamo dire oggi che il ladino sarà la nostra lingua del domani, qualcosa deve cambiare.
Allora, per rimanere, grazie, sulla positività, in realtà a volte viene considerato come un difetto, ma spero sia un pregio l'essere positivi nel risolvere, o comunque nel cercare di risolvere delle situazioni come quella della lingua, che comunque ti stanno anche a cuore, insomma, e la positività è quella che i giovani si aspettano e che meritano, quindi la positività va data. Come dire, non voglio parlare di percentuali, però voglio parlare di giovani che comunque in un mondo multilingue, multidentitario, guardatevi attorno qua o nelle valli ladine, anche in Val di Fassa, reinterpretano la loro identità, le loro tradizioni, la loro lingua e la pongono all'interno non più, come si diceva prima, di un out-out o questo o quello, ma di una, la parola non mi piace ma la uso perché così ci capiamo, di una liquidità. E questo è importante secondo me. So che il tempo è finito, però prendiamo una tradizione, per esempio la tradizione dei coscritti, che è quella che più, insomma, i giovani diciottenni, i maggiorenni che festeggiano ogni anno. Allora, questo esempio si può fare anche sulla lingua, e ve lo faccio l'esempio. Ovviamente una volta i coscritti con il cappello e i nastri, le piume, tutto quello che ci stava, era legato ad una questione che era anche diciamo di visita militare, di essere abili o non abili alla visita. I ragazzi, ovviamente, non per colpa loro, non fanno più la visita militare, ma i coscritti ci sono ancora. Quindi quell'identità c'è. Se quei nastri che significava ho superato la visita militare adesso li portano anche le ragazze, non deve essere uno scandalo, perché se noi ci scandalizziamo e diciamo no, questa cosa non si fa perché stai rovinando la tradizione, stiamo bloccando. Stessa cosa succede con la lingua, attenzione. Non si corregge troppo chi parla ladino, perché altrimenti la percentuale va sempre più giù. Anche la lingua si trasforma, come le tradizioni, come i coscritti. Anche la lingua può avere magari più parole straniere, ma se noi riusciamo a dare ai ragazzi, alle nuove generazioni, la capacità e la consapevolezza che comunque hanno un ruolo di lasciare qualcosa ai posteri, come a noi qualcuno ha lasciato qualcosa, noi vogliamo lasciare qualcosa, ai nostri figli anche, la trasformano semplicemente, ma non va via. Siamo noi a far sì che vada via quando siamo troppo negativi nei loro confronti. Io spero che questa positività non sia intesa proprio come naif, ma anche come qualcosa che va veramente sostenuto. Sì, siamo lingua dell'avvenir, del futuro, perché il futuro è multilingue, multietnico e multiculturale, quindi quel 3%, 4%, 10% noi lo vogliamo e ce lo teniamo e siamo capaci di farlo. L'importante è essere consapevoli e soprattutto avere, per tornare un po' alla situazione di Col, i mezzi per farlo. Quindi non si può abbandonare una comunità a se stessa o comunque una minoranza a se stessa solo perché siamo in una situazione di non autonomia a livello istituzionale, politico, come deve succedere non solo qua, siamo in tanti insomma che abbiamo bisogno di aiuto, però questo va sostenuto e soprattutto, e chiudo qui, il nostro essere ladini non è solo un diritto, è soprattutto un dovere. E io vorrei chiudere così, quindi abbiamo dei diritti, ma nel momento in cui li abbiamo dobbiamo riuscire ad interpretarli e a far sì che questi siano qualcosa di reale, perché tante volte si combatte per avere dei diritti, poi la generazione nuova, non conoscendo questa lotta, non conoscendo gli esiti di tutto questo, e quindi ritorno alla formazione, si trova a pensare di avere solo diritti e non doveri. Ecco, allora con la positività di Sabrina Rasom, che ringraziamo, chiudiamo questo momento. Il ladino sarà la lingua del domani in un contesto multilinguista, multiculturale, è soprattutto un dovere per chi ha già i diritti, questo dovere si traduce in un difendere i diritti acquisiti, per chi non ancora ce li ha è quello di combattere ancora per averli senza doversi vergognare per questo, senza cadere a volte nella sfiducia. Noi nel nostro piccolo ci proviamo. Grazie Sabrina, grazie davvero di Hotel Paie Bentanta.
fra una decina di minuti scarsi ci ritroviamo con Matteo Righetto che ci introdurrà nella sua stanza delle mele, che anche quella è una stanza potremmo dire al 100% ladina, perché è una stanza di una frazione del comune di Livinallongo, tutta da scoprire, qualcuno di voi la conosce già. Appuntamento fra 5-10 minuti di Hotel Pai e Sabrina. Il Pai deve il Pai a voi.